Accendini, diavolina, petardi e tanta noia da smaltire. È forse per questo motivo che nella notte di sabato 2 minorenni di 16 e 17 anni e un maggiorenne di 18 anni hanno incendiato diversi contenitori dell'immondizia di Contarina per poi fuggire a bordo di un'auto guidata dal sedicenne. La loro scorribanda ha portato a 2 incendi a nord di Castelfranco Veneto. Il primo incendio ha coinvolto un cassonetto per la raccolta della carta dell'umido in via Molino di Ferro di fronte alla scuola parrocchiale dell'infanzia. Verso le 2:35 ho visto un riflesso sulla casa là e un riflesso sull'asilo e mi sono messa di qua a vedere cosa c'era e ho visto fuoco. Il secondo incendio, più grave, a 7 chilometri di distanza, in via Poisiolo, ha interessato i contenitori della carta, dell'umido e del rifiuto secco non riciclabile di fronte all'Istituto Discepole del Vangelo, danneggiando anche la struttura di copertura in legno, episodi che a quanto pare accadevano da qualche settimana. Parlavo con i pompieri, nella settimana avevano fatto un paio di interventi del genere a Castelfranco. I carabinieri, avvisati dai vigili del fuoco, si sono subito messi sulle tracce dei presunti responsabili. La caccia ha dato subito buon esito in via Camavitto, dove i 3 sono stati individuati mentre stavano risalendo su un'auto parcheggiata col motore acceso. Pensavano di averla fatta franca. Intorno alle 4 di notte hanno fermato questi 3 giovani. Durante la perquisizione hanno trovato questi 3 accendini e con un accelerante, con della diavolina. Durante la perquisizione, oltre agli accendini e la diavolina utilizzata come accelerante, i militari hanno trovato un petardo. Sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento seguito da incendio e per altre circostanze che stiamo approfondendo. Il sedicenne è stato denunciato anche per guida senza patente, un'azione che non può essere derubricata a un disagio giovanile, commenta il sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon. Questi ragazzi adesso devono prendere consapevolezza delle proprie responsabilità. Li hanno beccati e adesso pagheranno di persona. La giustizia farà il suo corso, conclude il primo cittadino, dimostrandosi comunque comprensivo data la giovane età dei coinvolti. Se le famiglie hanno bisogno, l'amministrazione c'è, che chiedano aiuto. Cercheremo di essere a fianco